Allora, voi siete due artisti di Conegliano, no? Che è la città dove no, XYZ o XYZ è Sì, basato, dove anch'io ho le mie radici più lontane negli sì. anni 90, sebbene poi abbia insomma viaggiato per tutto il mondo. Però insomma torno qui e sono sempre felice di vedere artisti come voi, progetti no, che nascono e voi insomma ne avete fatti di progetti, ne avete fatti di produzioni, siete due artisti incredibilmente attivi e quindi era un perfect fit, no? Per questa serata. Voi avete fondato praticamente, se non mi sbaglio, quest'anno è il 10° anniversario di Pulse, giusto? Sì, nel 2025 noi abbiamo festeggiato, possiamo dire, i 10 anni, anche se comunque già Già nel 10, sì. 2014 noi avevamo incominciato i primi approcci Infatti, artistici tra di noi, 10 anni anche ufficiali, 10 dai. anni Ma ufficiali. com'è nata l'idea Ah, di ah. Pulse? Allora, fa un po' ridere. Io e Francesco ci conosciamo già da prima, Ok, perché abbiamo Da molto due, prima. da molto prima, perché abbiamo due amici in comune, due ok, fratelli, ok. ok? Uno è Leonardo, che è la persona che conoscevo prima io, e Francesco invece conosceva Pierpaolo, Pierpaolo. che è il fratello di Leonardo. Noi avevamo dei precedenti progetti che dopo magari li approfondiamo un pochino. E E, nota che ci eravamo anche già trovati in situazioni tipo in club a suonare sì, insieme. contemporaneamente, pur No non way. conoscendoci, e Ma comunque, cioè, suonavate tipo pur non avendo... il back to back No, 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 o no, con era... progetti differenti, io con Nei il generi mio e lui differenti. con il suo, ma all'interno della stessa serata, Ok. più di qualche volta era successo questa... Esatto, io ero addirittura andato due volte in studio da Francesco a registrare dei mixati che mi mixati, sì. servivano ancora nel 2009-2010, adesso non mi ricordo più. E andavo in studio da lui a trovarlo. Ah sì, mi metteva a disposizione le cose, ma senza neanche mai pensare che avremmo potuto fare qualcosa insieme. Invece, 2013 così, questi due ci dicono, uno a me e l'altro a lui, ma dai, perché non vi trovate a fare qualcosa insieme? E poi viceversa. Si spingevano molto, no? Dicevano Spingevano. dai, ma chiama Pierpaolo, magari mi diceva chiama Paolino, fate qualcosa, Leonardo altrettanto Trovati con spingeva. Francesco. E noi ci scrivevamo comunque ogni tanto, ma così per condividere cose che in realtà non c'entravano neanche quasi niente con la musica, se Sì, è non vero. quando facevamo qualcosa Qualche così. Quindi serata. le radici sono nate Sì, altrove, diciamo, e poi Sì. è stato Francesco allora mi confluire nella dice, musica. mi scrive un giorno su Messenger, penso addirittura, era ancora solo la chat di Facebook. Quando è che ci troviamo? Era inizio estate, ho detto dai, ora Francesco, facciamo passare un po' l'estate e poi magari fine agosto-settembre ci troviamo. E allora è arrivato il momento che ci siamo trovati e da lì non ci siamo più, non ci siamo più Esatto, da lì abbiamo abbandonati. continuato.